Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vediamo i nati del 21 gennaio e quali sono le influenze che ricevono al momento della loro nascita dalle costellazioni e dal viaggio che la Luna fa attraverso di esse. Prima però di iniziare con l'analisi di questa giornata e di questi nati, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Grazie. Dunque i nati di oggi hanno alle spalle, come tutti i nati del mese di gennaio, il dominatore Saturno attraverso la costellazione Acquario. Questo dominatore influisce su di loro rendendoli molto operativi per quello che riguarda tematiche di tipo sociale e anche per quanto riguarda appunto le tecnologie, il miglioramento anche della vita legata all'uso delle tecnologie e alle invenzioni. Dunque sono persone che sicuramente hanno tutte un che di geniale, di intraprendente e di innovativo nel loro modo di fare. È chiaro che poi a seconda delle costellazioni all'interno del quadrato di nascita i soggetti possono differire, chiaramente differiscono anche nel tipo di innovazioni o di ambiti toccati appunto dalle caratteristiche che abbiamo elencato in precedenza. Ci saranno appunto tipi più conservativi, tipi più emotivi, o chi si dedicherà alla casa, chi si dedicherà all'edilizia e cose del genere. Nel caso dei nati del 21 gennaio, avendo questa costellazione Cancro in prima posizione, abbiamo sicuramente anche tutti i doni e tutte le prerogative che derivano dalla Luna. Pertanto questi nati potrebbero dedicarsi ad attività collegate alla casa, addirittura alle innovazioni legate alla casa, anche perfino i casalinghi, cioè gli articoli per i casalinghi, oppure occuparsi di agricoltura o di liquidi, di innovazioni tecnologiche riguardanti appunto tutti i liquidi di qualsiasi tipologia e natura, oppure nelle attività marittime. Dunque questi nati hanno sicuramente questi campi di azione. In più una parte di loro riesce bene per quanto riguarda la politica, dunque hanno un'ottima applicazione negli ambiti regionali e anche nazionali. Dunque l'influsso della Luna viene appunto realizzato anche in questo senso, cioè con lavori a contatto col pubblico e dove assolutamente la visibilità è di una certa importanza, di rilievo. Abbiamo poi un altro aspetto di questi nati che risultano essere antagonisti, ma anche molto sensibili, eclettici, ma anche particolarmente suscettibili alle critiche degli altri. Inoltre possono essere originali e molto sentimentali. Sicuramente i nati di oggi hanno un modo di vivere l'amore molto romantico e potrebbero risultare anche molto gelosi nelle loro relazioni, un po' possessivi, sebbene amino la loro libertà e i loro spazi. Tendono a concederli, ma sempre con l'ansia e con il bisogno di controllare un pochino. Come detto, appunto, riescono in molte attività, dunque anche gli studi possono essere dedicati agli ambiti di ingegneria o comunque gli ambiti tecnologici, e in ogni caso tutti realizzeranno una più che buona e più che soddisfacente posizione sociale ed economica. Anche se non dovessero avere particolari ambizioni, questi nati avranno sicuramente sempre un buon supporto di natura economica. Abbiamo la possibilità di piccoli pericoli derivanti dal fuoco a cicli di 8 anni, dunque c'è una certa ripetizione ai 2 anni, 10 anni, 18 anni e così via. Invece ad anni 5, dunque 13 eccetera, sempre 8 anni di 8 anni, perché le costellazioni che compongono il quadrato di nascita sono 9 e viene saltata la prima poiché influenza per tutta la vita.
e dunque ogni 8 anni si compie un ciclo. E in queste date, in queste età, 5, 13 e così via, questi nati avranno l'opportunità di viaggiare divertendosi moltissimo, potrà essere sicuramente molto favorevole, però sconsiglio di trasferirsi altrove perché la costellazione che segue, essendo di natura infima o comunque inferiore rispetto alla costellazione che cade al quinto anno della loro esistenza, non garantisce il buon esito di questa trasferta, di questo trasferimento, indicando che comunque sarebbero costretti a ritornare nel suolo natio. Pertanto dedicatevi ai viaggi, perché no, che andranno bene, e sicuramente anche dal punto di vista economico avrete una certa tutela e una certa fortuna. Dunque buona questa data sicuramente. E, una particolare attenzione ai reni. Questo è quello che va comunque menzionato, reni, ma anche questioni di circolazione alle gambe, soprattutto le malattie, diciamo così, di tipo ereditario, ma in particolare attenzione a tutto quello che è la circolazione delle gambe, qualsiasi possa essere a 360 gradi la manifestazione fisica che riguarda appunto la circolazione. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al mio canale e a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano. Se questo video vi è piaciuto potete condividerlo con i vostri amici nati in questo giorno e farete loro sicuramente un curioso regalo. Io vi ringrazio ancora e vi aspetto nei gruppi social, dei quali vi lascio il link in descrizione, e ovviamente il nostro appuntamento a domani. Vi ringrazio e a presto.